Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno, buongiorno Sammy. Stamattina non ti mando le notizie da leggere perché tanto non le leggi. Perché essendo alternativo tu leggi sempre Corriere, Repubblica e compagnia bella, no? I soliti giornali che raccontano sempre quella con la salsa leggermente diversa. Non per niente ieri che Inarga tra le righe ha spinto a ascoltare il commento alla stampa di Carlo Cambi, non quello di Radio Libertà. Sarà un caso, senza offesa, ti voglio bene lo stesso, anche perché comunque sei onesto e i messaggi vedo che li leggi praticamente tutti, quelli che ti arrivano. Però ti chiedo, ma tu sei cosciente del fatto che la politica o la buona politica, come dici tu, non esiste? Perché se ti impegni un attimino, e anche Carlo Cambi questo dovrebbe saperlo, ma lo dice il professor Pezzani spesso e volentieri il venerdì quando appunto fa la trasmissione con Keinarga, cioè il mondo occidentale è in mano alle tre più grandi finanziarie del mondo, governate, guarda caso, per 9/10 dagli ebrei. Vanguard, BlackRock e un'altra che adesso mi sfugge il nome. Queste tre comandano il mondo perché sono dentro in ogni cosa, dalle armi, dalla Big Pharma, dalla tecnologia e soprattutto dal cibo. Metti insieme i pezzettini del puzzle. Se io controllo il cibo e il cibo, guarda caso, è quello che ha cominciato a creare le intolleranze, aumento dei tumori, malattie varie, obesità, tutte queste robe, se le metti in contatto con l'industria farmaceutica, che guarda un po', produce farmaci e pseudovaccini per curarti dalle malattie che ti impongono con il cibo processato. Poi quando non riesco più ad andare avanti qui, creo le guerre perché giustamente avendo le azioni nelle industrie delle armi devo far crescere le azioni. E in ultimo, come faccio a comandare il mondo? Col pensiero unico, tecnologia. Allora, finché non ci sarà qualcuno, cominciando dagli stati, che si prendono in mano questa roba, si liberano dal ricatto della finanza con il debito pubblico, che guarda un po' anche lì, vai a vedere l'origine del debito pubblico e scoprirai delle cose bellissime, non ne verremo mai fuori e quindi la politica è assolutamente inutile, come disse uno al di sopra di ogni sospetto, ovvero Giovanotti, quando era stato invitato in quei circoli lì particolari dove decidono le sorti del mondo, penso anche al Britannia nel 92 per esempio. Tutte queste cose ti fanno capire bene che noi siamo i servi della gleba. Quindi non venire a raccontarci le favolette della buona politica. Non metto in dubbio che ci siano delle persone oneste che vorrebbero fare la buona politica, ma non possono perché il potere è in mano a questa gente. Quindi smettiamola almeno di prenderci in giro tra di noi. Diciamo le cose come stanno. E mi chiedo perché i politici, quelli onesti, non abbiano il coraggio di tirare fuori queste cose, di metterle in piazza, che almeno la gente comincia a essere consapevole di questo e magari c'è la possibilità di fare qualcosa di utile veramente, non per me che ormai sono vecchio, ma per le mie figlie, per i miei nipoti, per i miei generi e per tanti altri bambini, quei pochi che ne riescono ancora a nascere, perché anche lì l'industria dell'aborto produce miliardi. Comunque ecco, però essere consapevoli un pochettino sarebbe la cosa ideale per tutti, non credi? Ciao Marco da Iseo. Caro Marco, la tua omelia ha fatto segno e ha fatto sì che io dico
Ma che cazzo la conduco a fare questa rassegna stampa? Ma non facciamola neanche, ma perché non serve a nulla, non serve a nulla, come diceva il marocchino tanti anni fa, vi ricordate la sigla di Sulla Notizia? Non serve a nulla, noi andiamo avanti a costruire le nostre moschee, eccetera. Buongiorno, buongiorno, oggi, scusa, mi rialzo in piedi, collezione primavera-estate. Sto sfoggiando, non mi state vedendo in radiovisione, cacchi vostri, sto sfoggiando la bellissima maglietta con scritto Sammy senza paura e con l'immagine di un DJ e di un piatto, un giradischi SL 1200, questo è quello che usavamo in discoteca e nelle radio, e mi hanno fatto una festa ieri qui in redazione. Manco compissi gli anni, ma siamo tutti matti, ma sta cosa veramente, grazie, ma non ne sono degno, addirittura mi hanno fatto stampare una maglietta con scritto questa roba, io, mi viene veramente da dire, ma che bello, buongiorno, oggi quindi particolarmente frizzanti i nostri ascoltatori gomblottisti, ma mi fa piacere, e soprattutto che mi ascoltiate. Chiaro che io ripeto la mia difesa e mi hanno detto di fare una rassegna stampa, capisci? Rassegna stampa vuol dire stare sulla stampa, stare sui quotidiani, quelli almeno che riesco a racimolare e cercare le notizie che ci diano un minimo di positività, almeno per le ore a venire. Poi chiaro, quello che ha detto questo ascoltatore è, devo dire, in gran parte vero, e quindi siamo sistemati per le feste, appunto. Il buongiorno si sente dal Varin, sì, sono proprio io, Sammy Varin, quasi 50 anni di radio al vostro servizio. Avete problemi d'amore, affari, lavoro, qualcuno che vi faccia le pulizie a casa? Chiamateci. Sammy e Simone sono a vostra completa disposizione. Veniamo, puliamo e ce ne andiamo. 340 6709 659 il numero per contattarci. 340 6709 659 il numero per farci sapere il vostro pensiero su qualunque argomento vi venga in testa, soprattutto qualcosa che convenga alla nostra rassegna stampa. A proposito di rassegna stampa, cominciamo subito con le notizie della notte. Il sito del Corriere apre naturalmente con la massima allegria: nuovi raid statunitensi contro l'Iran, Trump che dice sarà sempre peggio. Teheran, colpite basi in Kuwait e Bahrain. Sappiate che il prezzo del petrolio è schizzato immediatamente in alto, quindi pronti a fare il pieno, vai, senza lo sconto sulle accise. Vediamo che tutto lentamente aumenterà, ma ve l'ho detto, tranquilli, ce la facciamo anche quest'oggi. Vediamo se apre un po' meglio Repubblica, sicuramente avrà dell'ottimismo maggiore. Nuovi attacchi USA in Iran, Teheran risponde con missili e droni sulle basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Ma naturalmente tutti i quotidiani quest'oggi partono dai risultati dell'importante summit che si è tenuto ad Ankara. Eccoli qua. Trump ricuce con l'Europa, non abbandono la NATO, poi concede i Patriot a Kiev. Trump ha detto che ha trovato tanto amore nella NATO e noi siamo felici che abbia trovato questo amore. Gli abbiamo dato, per tenerlo calmo, tanti soldi per le armi, ragazzi miei, ma e questo c'è la cosa che differenza, la differenza l'abbiamo fatta noi italiani. Compreremo le armi, ma dove vogliamo noi? Quindi andiamo a comprarle da aziende europee, addirittura una italo-francese. Cioè è una bella cosa, nel senso che i soldi restano qua da noi. Quindi chiaro scuro il risultato del vertice? Non lo so, andiamo a vederlo nei prossimi minuti. Io intanto sono contento perché su ogni quotidiano che io vi leggerò c'è la notizia che io tanto auspicavo, cioè
Cioè, il claim potrebbe essere quello che si rifà naturalmente alla fotografia che ve la rifaccio vedere se non l'avete vista bene, eccola qua, Sammy Varin con la maglietta senza paura e con lo scudo in mano. Questo scudo originale, roba Lega anni 90, ok? Roba Radio Padania Libera, e se non mi state guardando in radiovisione siete veramente, cioè guardate per favore, andate sul sito di Radio Libertà, cercate Radio Libertà su Facebook, YouTube o sulla pagina di Lega Salvini Premier, scaricate l'applicazione di Radio Libertà e schiacciate in alto a destra televisione, video, bella o no questa foto? La volete? Richiedetemela, ve la invio. 5 euro. Che barbone, ragazzi. Sammy Varin subito a chiedere soldi già la mattina. Beh, è ora di sera, poi aumento la cifra. Quindi se riuscite a richiederla... Stavo dicendo, su ogni quotidiano c'è la notizia che mi piace tanto e quindi oggi io sono contento di fare questa rassegna stampa, nonostante certo dico cose che non a tutti piacciono e poi siamo schiavi degli ebrei, tutte quelle cose purtroppo anche parzialmente vere. E allora che facciamo? Ci suicidiamo? No, portiamo avanti la nostra informazione con diverse sfumature. Ricordate questa cosa, il bello della nostra radio che si chiama Radio Libertà, bravi, che ogni speaker, ogni giornalista, ogni persona che parla su queste frequenze ha le sue sfumature, ok? Non è un film porno, non c'entra niente le 50 sfumature, eccetera. No. Ognuno di noi va a sfiorare diverse situazioni di informazione, per cui se il Sammy Varin vi legge i quotidiani cartacei, Giulio Cainarca con il Carlo Cambi molto spesso sfiora altre situazioni polemizzando anche sulle decisioni che vengono prese al governo, e altri ancora tirano in ballo delle situazioni che mai più potreste immaginare. Questa è la varietà di informazione della nostra radio. Proprio per questo che Sammy Varin vi chiede i 5 euro famosi. Se mai avete donato 5 euro, fatelo adesso. Conto corrente postale 37671294. L'ho detto, 37671294, intestato a Radio Libertà. Oppure sito internet radiolibertà.net, cliccate in alto a destra a Dona Ora. Oh, mi sento meglio, non l'avevo ancora detto e quindi cos'è che sta dicendo questo? Ma la nuova Elena di Troia sta bene o no, non sta bene? Erminio, pensa alla nuova Elena di Troia. Sì, non è proprio come ce la immaginavamo, dice cose strane, vero? Ma sai, ai tempi probabilmente ogni tanto facevano delle misture strane anche quelle. Andiamo sul manifesto, dai, che vi rendo un po' allegri. Non c'è l'unità, anche oggi non cercatela in edicola. So che mi dicono già a quest'ora ascoltatori disperati vanno dall'edicolante e chiedono: ma perché anche oggi non c'è l'unità? Ha chiuso! L'unità ha chiuso! Sansonetti sta bussando in tutte le redazioni, nessuno gli apre. Cazzo, sta scendendo le scale Sansonetti. Simone, vai tu a dirgli qualcosa. E vabbè, falla entrare, offrigli un caffè padano. Comunque, ridendo e scherzando, aspettate, abbiate pazienza, ascoltatori, arriverà anche il momento che l'unità torna in edicola, perché lo vuole comprare il PD. E noi siamo contenti, scherzi a parte, noi ridiamo, scherziamo, ma c'è gente che ci lavora, quindi ben venga l'acquisto del PD. Anche noi non stiamo tanto bene, per cui no, non è che chiedo al PD di comprare, no, anche no. Per dire, insomma, che oggigiorno è sempre più difficile fare informazioni e soprattutto farla con il cartaceo, per cui ci sono posti di lavoro. Speriamo che l'unità torni in edicola. Intanto non se ne va assolutamente, resiste il quotidiano comunista, Il Manifesto. Per 1,50 € ti dà questo titolo: Sturm und Trump, ok? Ve lo ricordate più o meno, riaccende la guerra all'Iran e le speranze israeliane di finire il lavoro.
vede Zelensky ma pensa a Putin, usa parole dolci per la Cina e sferza gli alleati europei come debitori insolventi. Un tempestoso Trump chiude il vertice NATO di Ankara. Sturm und Trump. Oggi il titolo del manifesto, che scrive in taglio alto la ricetta di Podolyak per portare Putin al tavolo, ok? E la mette proprio in taglio alto, e devo dirci che potrebbe avere anche ragione l'eterno consigliere del presidente dell'Ucraina Zelensky. Qual è la ricetta? Distruggere ogni raffineria. È già, perché la Russia, che ci crediate o no, è già nei problemi, assolutamente. Ha sospeso proprio ieri l'export di carburante diesel e quindi potrebbero fare così, gli rompono ogni raffineria finché i russi si devono fermare. Sempre sul manifesto, ma dice cose vere quest'oggi, in taglio basso, guarda riquadro, guarda, effetto Vannacci, lo chiama il manifesto, e magari parzialmente potrebbe esserlo, anche se è ciò che la Lega e Fratelli d'Italia, e c'è anche Forza Italia, stiamo portando avanti, è datato qualche anno fa, però si era arenata questa proposta. Ciao Renata, arenata. La Lega chiede una stretta sui migranti. Ecco l'effetto Vannacci secondo il manifesto. Perché che mai è successo? Sentite me, la Camera ha approvato la procedura d'urgenza per un disegno di legge della Lega, ok? Era quello che vi dicevo io. Procedura d'urgenza, aveva detto Molinari lunedì, e ci aveva detto vediamo se ci staranno oppure no. La Camera ha approvato questo progetto, che era stato presentato e mai discusso a ottobre 2024, quindi l'effetto Vannacci al Ghenò, per restringere l'accesso alla cittadinanza. Quindi, signore e signori, effetto Vannacci sì, effetto Vannacci no, Pepe in culo, volete dirlo? Pepe in culo Vannacci? Non lo so, non me ne frega assolutamente niente, ma ci sono buone novità che potrebbero far cambiare tante cose, veramente. Ora io non so se cambieranno da questa sera, visto che c'è Marocco-Francia, Francia-Marocco, Preoccupati? Cavolo, abbastanza, signori. È una partita che comunque finisca sarà un successo, sì, per i Maranza. Attenzione, se questa sera dovete andare in giro dopo una certa ora, attenzione. Vado immediatamente sui quotidiani che ci piacciono tanto. Parto dal Libero oggi, perché c'è qualcosa in più che vi devo segnalare, e siccome vi conosco uno ad uno, so bene cosa cercate. Prima di tutto, titolo principale, c'è Ranucci ovunque vi giriate, c'è Ranucci che vi guarda. Dici, che cazzo vuole questo? C'è Ranucci. E Libero questa mattina titola Coraggio Rai, ferma Ranucci. È il titolo che ci piace tanto, nel senso che appunto sto Ranucci lo troviamo dappertutto, non è ben chiaro che cosa sia successo a Ranucci, cioè quello che gli è successo è chiaro, ma questa cosa che stanno indagando su qualcuno che sarebbe un suo amico, e lui dice no, è impossibile, è mio amico, mio caro amico. Leggiamo bene il sottotitolo. La vitola, quello accusato, dice: la bomba non c'entro, l'ipotesi del finto attentato per, sentite qua, bradire a bradar, dai che lo immaginate, lanciare Sigfrido in politica. Un finto attentato per rifilarci Ranucci in politica, come del resto è capitato più volte a tanti volti della Rai, con pochino successo, devo dire, però sai, quando sei dentro ci rimani per sempre. Troppe ombre per andare in onda.
Corsini deve spiegare, poi Viale Mazzini si spaventa e frena. Insomma, Ranucci sì, Ranucci no. Lo vedremo ancora sui teleschermi oppure no? Tan, ta, ta, tan. L'editoriale di Alessandro Sallusti è tutto vostro. Ma in centropagina c'è la sua foto, quella di Mario Adinolfi. Lo amiamo ma mica tanto, è un bacchettone ma soprattutto è un imbroglione? Punto di domanda. Primarie PD, reality, arresto, la vita assurda di Mario Adinolfi. E poi a destra, tregua finita in Iran e le borse vanno giù e il petrolio va in su invece. Subito all'interno del quotidiano Libero, ma faccio in fretta ragazzi e cerco le cose che mi piacciono. Prima di tutto, visto che il titolo principale era per Ranucci, le prime pagine sono tutte sue, quindi se volete saperne di più, Libero oggi è vostro. La Vitola EPM dice non c'entro, Ranucci attacca la destra, basta illazioni sulla bomba. Dopo le accuse al governo la sinistra ha perso la voce, sferzata di Fratelli d'Italia, vergognatevi. Sigfrido moralista e manettaro, il perfetto leader della sinistra. E questo è l'editoriale dalla prima pagina del direttore Giovanni Sallusti, direttore nostro. Dall'allarme fascismo all'ipergiustizialismo, dalla presunzione da ZTL al green più frenato, il giornalista sarebbe il candidato migliore per il campo largo. È stato anche sponsor del no al referendum, applaudito dall'ANM e quelle inchieste sulle destre europee, signori. Il direttore di Radio Libertà Giovanni Sallusti la racconta bene oggi sul quotidiano Libero e fa il paio, come vi dicevo, con il direttore di Libero Alessandro Sallusti. Bene, giro di nuovo la pagina. Si prosegue ragazzi, dalla Vitola a Boccia e Bellavia, quei begli amici di Ranucci, begli amici tra virgolette, tra sospetti e inchieste. Se avete dei dubbi, qui andate a farvi un bel piattone, dai dossier misteriosi del consulente del suo programma ai messaggi in cui Sigfrido allude all'esistenza di una lobby gay vicino alla destra. Quanti scivoloni per Mr. Report. Paginone sul quotidiano Libero che finisce in rissa. Sì, nel senso che a pagina 5 si scrive Campo Largo, il comizio finisce in rissa. Non c'è il tutto esaurito a Napoli per la prima uscita dei leader di PD 5 Stelle e AVS. Disoccupati e militanti di potere al popolo interrompono l'evento, botta e risposta con Conte, solidarietà di Meloni alla sinistra, fatto sta che comunque Bonelli a muso duro e soprattutto la Schlein che ha detto non ci fregate più cara destra, non ci divideremo mai più. Oh cacchio, ci dobbiamo preoccupare. Taglio basso, signori, questo lo amiamo, Missione africana di Sumaoro è tornato a casa, ma per promuovere il Made in Italy, e questo ci piace. La nuova sfida dell'ex paladino dei braccianti. Lasciate gli stivali pieni di fango, adesso indossa i panni del facilitatore degli investimenti nel continente nero. Sì, Sumaoro cerca lavoro e buon pro gli faccia, da sindacalista dei disperati a garante degli interessi imprenditoriali italiani in Costa d'Avorio. Sempre missionario ma di facoltosi, non esattamente con la bandiera rossa con cui si candidò, signori. Il deputato eletto con AVS che fece commuovere Angelo Bonelli si è convertito al Made in Italy. Sumaoro, Sumaoro. Per lui è un notevole cambio di passo. Conobbe le luci della ribalta come attivista sindacale concentrato sullo sfruttamento dei braccianti e in lotta per i diritti dei migranti. Ora si trasforma in promotore di relazioni economiche Italia-Africa come valore condiviso. Tutto da leggere, signori, l'articolo di Francesco Storace su Sumaoro del continente nero sul quotidiano Libero.
Ma non è finita, ragazzi, è la rassegna stampa delle grandi emozioni questa, e se mi guardate su Facebook vi consiglio di schiacciare il tastino condividi e di inviare questa rassegna ad amici, parenti, cani e porci interessati a un qualcosa di diverso, a una rassegna che vi emozioni, che vi faccia piangere o che vi mandi dritti in bagno. L'importante è avere un risultato, non vogliamo passare inosservati. E allora la pagina 10 del quotidiano Libero è un piatto ricco micificco. Perché? Perché in taglio alto la notizia principale per cui oggi ho trovato la forza di alzarmi alle 5 del mattino, essere qua in radio con voi: cittadinanza e rimpatri, centrodestra all'attacco. Nel continente nero, corsia preferenziale per la stretta della Lega sui permessi. Capito? Abbiamo avuto la corsia preferenziale, ce l'hanno votata. Ce l'ha votata sia Fratelli d'Italia che mi sembra incredibile, anche Forza Italia. Me la confermate questa cosa? Cosa vuol dire? Stretta della Lega sui permessi di cittadinanza, sulla cittadinanza e i permessi di soggiorno. Adesso vi spiego. Fratelli d'Italia dice: i detenuti stranieri scontino la pena nel loro paese. Cioè, ragazzi, questo è il sogno di tutti voi. Poi vi faccio sentire anche una canzoncina di un artista che ha scritto e che me l'ha data, anche se c'è di mezzo l'intelligenza artificiale. Lo sai che io sono contro, però è bella tosta. Aspetto un po' perché è un po' violenta. Deve avere visto questo artista quel famoso film su Citizen Vigilante, sai, quello censurato in tutta Europa. Vucumpra, se lo volete, scrivetemi al 340 6709 659. Noi prendiamo le distanze da questo film perché è veramente esagerato, però ti fa capire un attimo come ci stanno per girare le balle. Per fortuna che la Lega e il governo stanno correndo ai ripari per non farci girare troppo le balle e stanno prendendo serissimi provvedimenti. Tommaso Montesano oggi su Libero, ma ribadisco e discoriba su qualunque, dico qualunque, tranne Repubblica, qualunque quotidiano, qualunque giornalone parla di questo argomento. Stringere le maglie sulla concessione della cittadinanza italiana e incrementare i rimpatri dei detenuti stranieri nei paesi d'origine per ridurre il sovraffollamento carcerario, che è un'emergenzina mica da poco. So che a voi non ve ne frega niente, perché se sono in galera un motivo ci sarà, però non esageriamo. Se non si riesce a stare, non si riesce a stare. Mentre l'opposizione pensa alle barricate su legge elettorale Rai, la maggioranza rilancia sul tema che è le più congeniale: la sicurezza. Lo fa con due mosse nello stesso giorno di Lega e Fratelli d'Italia. A Montecitorio, sfruttando l'opportunità concessa dal regolamento della Camera di chiedere la dichiarazione d'urgenza per alcuni provvedimenti, il Carroccio ha portato a casa la corsia preferenziale per l'esame della proposta di legge numero 2124, che introduce modifiche alla legge in senso restrittivo in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza. In che modo? Lo spiega Roberto Calderoli, ministro per gli affari regionali e le autonomie, introducendo maggiori e approfonditi verifiche per la sua acquisizione, ad esempio sulla conoscenza della lingua italiana, e maggiori possibilità di revoca della cittadinanza italiana in base a condotte illegali. E questo fedeli al principio, come è scritto nella relazione del provvedimento, che l'acquisto della cittadinanza italiana deve essere inteso come l'ultima tappa di un percorso che evidenzi la volontà effettiva e consapevole di integrarsi. La dichiarazione di urgenza, non avendo raggiunto il consenso dei 2/3 della conferenza dei capigruppo, è dovuta passare al vaglio dell'Assemblea, dove al termine del dibattito è stata approvata con 148 voti favorevoli, 99 contrari, 2 astenuti. Avete capito questa cosa? Non avendo raggiunto il consenso dei 2/3 della conferenza dei capigruppo, vuol dire che qualcuno ha votato di no. Chissà chi.
Non ci vogliamo pensare, perché poi è passata al vaglio dell'assemblea e lì è passata. Prosegue il quotidiano Libero: il peso di Vannacci. A dare il via libera con votazione palese sono stati i deputati della maggioranza, ma anche quelli di Futuro Nazionale, la formazione di Roberto Vannacci, che poi arrivavano tutti dalla maggioranza. Forse è stato proprio a loro che si è rivolto Matteo Salvini, leader della Lega e vice premier, quando sui social ha salutato con queste parole quanto accaduto a Montecitorio: bene così, altri parlano, la Lega fa. Il voto della Camera infatti toglie al movimento del generale Vannacci, che non a caso ha votato a favore, un argomento polemico nei confronti del centrodestra. Diceva che non faceva niente, eccetera, eccetera. Adesso, grazie alla dichiarazione d'urgenza, la Commissione competente affari costituzionali dovrà riferire in aula sul provvedimento entro 15 giorni. Il partito di Giorgia Meloni ha presentato una proposta di legge che il capogruppo a Montecitorio Bignami ha sintetizzato con queste parole affidate ai canali social: immigrato condannato, subito rimpatriato. 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 Immigrato condannato, subito rimpatriato.
Che eleganza, ragazzi miei. Questo è Giancarlo Elena, signori, una composizione bellissima che si chiama Amico Michel, ma Elena lo trovate in giro per i paesi, le città, le piazze, le vie, perché lui è uno di quei suonatori dal vivo, fa spettacoli in matrimoni, comunioni, compleanni, ma anche divorzi. In queste settimane alla grande le cene in vigna. Già. Un tavolone lungo lungo sotto i filari e lui che suona il sax. Giancarlo Elena, Sax Dynamic, si fa chiamare così, Sax Dynamic con la Y. Lo trovate facilmente sui social. Ogni sera suona da qualche parte, appunto vi dicevo in questi giorni alla grande in vigna, e prossimamente, lo abbiamo già intervistato al telefono, prossimamente lo avremo ospite qui dal vivo negli studi di Radio Libertà. Il buongiorno si sente dal Varin, ma anche dai vostri messaggini. Vai, tanti WhatsApp al 340 6709 659 per commentare le notizie del giorno. Ciao Sammy, io invece spero tanto che il giornale L'Unità non torni mai in edicola. Cattivo, ma poi dove li prende tutti questi soldi il PD che ogni 3x2 parla di conflitto di interessi? Si chiede Dani da Como. Un altro, attentato Ranucci, ora i contatti con la Vitola, scrissi 3 ore dopo che l'attentato era molto sospetto e funzionale alla riconferma di Ranucci alla sua discussa trasmissione. Forse come molto spesso avevo visto giusto in anticipo, tanto per puntualizzare. Grazie Maurizio, ma se vuoi apriamo uno studio di cartomanzia insieme, io e te. La sicurezza per un pugno di voti. Ma certo, a voi destre dei pensionati, dei lavoratori con salari da fame della sanità, lo sfascio a rischio di una bella guerra atomica non ve ne frega nulla. L'importante è la sicurezza. Meno male che tra un po' si vota e a casa, scrive Francesco. Non è vero assolutamente, ce ne frega e come di tutto. Ci sono delle specializzazioni. La Lega è sicuramente specializzata in sicurezza, perché se non c'è la sicurezza e vai al pronto soccorso e ci sono i Maranza che ti spaccano la faccia e la spaccano ai dottori, agli infermieri, e se quando esci di casa c'è il Maranza che ti picchia e ti violenta e ti ciula la pensione, non so quanto tu sia contento, caro Francesco, però se tu stai bene così, va bene. Meloni squallido coperchio per tutte le pentole. Questo è Gino il Pidino. E cos'è? Sono ascoltato da tutti i elettori di sinistra questa mattina. Bandiera rossa alla trionfa. No, si sono gasati perché Sumaoro è andato nel continente nero e allora sono tutti frizzanti. Aspetta che mi alzo un attimo, ecco qua. Sammy senza paura, la mia t-shirt per il compleanno, regalo della redazione di Radio Libertà. È Sammy senza paura, avanti tu Sammy, che a me viene da ridere, ma piantala di fare la democristiana, con chi ce l'ha? Non ho capito. Con la Meloni, no? Solidarietà per il comizio finito in rissa. Ma piantala di fare la democristiana, con chi ti dà coltellate nella schiena, bisogna ripagarli con la stessa moneta. Dobbiamo imparare, da quelli che portano il macello
crocetino in tasca e sono loro, i capibranco dei nostri figli. I Maranza, già, le merde vanno spazzate via perché puzzano. Gino il Piddino ci insegna cose questa mattina, eh? Va bene, stiamo andando sul poco radiofonico e allora sai che faccio? Mi rituffo sul quotidiano Libero, perché questo paginone che ho iniziato a leggervi, non l'ho finito perché altrimenti non lo comprate il libro, so come fate, cittadinanza e rimpatri, centrodestra all'attacco, vi spiega le nuove regole che stiamo inserendo, ragazzi miei, per fargli passare la voglia di fare il cacchio che vogliono a questi Maranza e non solo a loro. In questo paginone c'è anche un'altra cosa che vi piace tanto, certo, no. Chi è che sta parlando? Sta parlando quello delle previsioni del tempo? Se no, se ha qualcosa da dire, passamelo. Dai, senti cosa ha da dire. Quello delle previsioni. Alle 8:30 le previsioni. Sta ripassando il testo. Vi stavo dicendo, se per caso vi piace questa argomentazione della cittadinanza, dei rimpatri, c'è un'altra proposta, non ufficialmente Lega, ma l'argomento è assolutamente Lega. Remigrazione. Signori, sappiate che il comitato Remigrazione e Riconquista ha raccolto per mesi le firme necessarie perché la remigrazione potesse diventare realtà in Italia. Ora è arrivato il momento della verità, signori. Già, tantissime firme, so che molti di voi avete firmato e avete partecipato anche a manifestazioni sulla remigrazione, lo abbiamo gridato anche noi dal palco di Piazza Duomo, alla manifestazione di Patriots e con il responsabile della Lega in Europarlamento parleremo tra poco, alle 9, arriva Paolo Borchia. Bene signori, è arrivato il momento della verità. Con tante firme raccolte, spetta ai parlamentari italiani calendarizzare e discutere la legge di iniziativa popolare sulla remigrazione, oppure spiegare agli oltre 150.000 sottoscrittori della legge per quale ragione questo non avverrà. Sappiamo di avere colto nel segno la scorsa settimana quando abbiamo presentato le decine di migliaia di firme certificate di italiani che vogliono la remigrazione. Abbiamo visto chi ha provato a sminuire la proposta, che invece è la prima legge concreta e completa sulla remigrazione ad arrivare nelle aule parlamentari di uno Stato europeo. Abbiamo visto chi ha demonizzato, quasi sempre senza nemmeno averla letta, delirando di deportazioni di massa, di rimpatri forzati, che invece sono rivolti soltanto agli irregolari e ai criminali che purtroppo hanno invaso le nostre strade. Ricordate la canzone di Sammy Varin, La Padania? Matteo Salvini che a un certo punto urla «Noi non vogliamo i clandestini!» Roba di più di 10 anni fa, signori, ma siamo sempre lì, tu dici non avete fatto niente la Lega. Noi abbiamo fatto, ma i giudici, certi giudici, sono del PD. E prosegue il trafilettone sulla remigrazione che impegna quindi il governo, il Parlamento a discutere su questo argomento, ok? A questo punto è il momento giusto. Io mi fermo per un minuto e vi faccio sentire un pezzo fortissimo, troppo forte, che fa il paio con quel film che vi sto indicando di guardare, anche se è stato censurato e io non sono d'accordo su tutto, eccetera. Però è un film che racconta la verità, Citizen Vigilante. Io mi fermo e vi trasmetto la canzone fatta con l'intelligenza artificiale, è vero, lo ammetto, non l'ho fatta io, ci mancherebbe altro, da un artista però molto bravo e molto spesso fa dei pezzi davvero potenti, e io l'ho trasmesso più volte perché quando un artista è sincero e dice cose sincere è il caso di seguirlo, e si chiama Roberto Bocchetti. 1 minuto e 42 di una canzone potentissima che si intitola Fatti di cronaca e che trovate sugli store digitali o su YouTube. Ci metto il punto interrogativo perché penso che siamo l'unica radio che trasmette questo pezzo, anche perché è uscito ieri. Ascoltate. Qui non vedono la fine
luci della città si riflettono sull'asfalto bagnato. Un sabato mattina a Milano che si è bruscamente fermato. In via Capace Latro si consuma la follia del momento. La minza ai li Gambiano colpisce un passante in modo infame, senza un pentimento. 20 coltellate nella schiena, ha detto pure che lo vuol rifare. Non mettetelo a marcire in galera per poi buttare la chiave, perché lo dovremo mantenere a vita con le nostre tasse. Meglio un colpo di pistola dritto nel cervello, o meglio una bella corda, impiccatelo a Loreto. Le volanti della questura corrono a sirene spiegate, ma sono prese d'assalto da baby gang armate. E sono fatti di cronaca scritti sopra i giornali, pagine piene di rabbia e di destini uguali. Le strade gridano forte in questa notte scura, mentre cerchiamo risposte dentro la nostra paura. Dimmi dove andremo se non c'è più un confine, a questa violenza che non vede la fine. I fogli si chiudono ma il rumore resta nell'aria, una storia che si ripete identica e amara. Le sirene si spengono lentamente in fondo alla via, mentre la cronaca lascia il posto alla follia. Chiaro che se avete scelto Radio Libertà volete qualcosa d'altro, quindi io ve la propongo e penso di essere l'unico che trasmette pezzi del genere. Roberto Bocchetti, Fatti di cronaca, pezzo forte, esagerato, bisogna esagerare per far capire certe cose che accadono nel nostro paese. E la risposta che comunque oggi è su tutti i quotidiani, la scelta importante di questo governo di portare avanti leggi molto molto potenti. Attenzione che questa sera c'è Francia-Marocco, sappiatelo, ho detto tutto. 340-6709-659, chiaramente signori sono nelle vostre mani, nelle vostre dita, siete voi che dovete scrivermi i messaggi al 340-6709-659 per commentare i fatti del giorno. E abbiamo sentito anche la remigrazione in arrivo in Parlamento. Il governo dovrà dare delle risposte. Siamo ancora sul Libero perché ci sono altre notizie che mi interessano su questo quotidiano. Altra notizia di cronaca pazzesca: arrestato imam, picchiava i bimbi. Il responsabile del centro islamico di Iesi finisce agli arresti domiciliari. Secondo la procura, umiliava e maltrattava gli alunni della scuola quando sbagliavano la lettura del Corano. Le telecamere nascoste hanno ripreso le violenze. Pagina 11 del quotidiano Libero. Attenzione, dopo i fatti di Modena e Reggio, Emilia no dei Dem alla commissione di inchiesta sulle moschee. Dopo i fatti di Modena e Reggio Emilia, la destra in Emilia-Romagna chiede alla regione di istituire una commissione d'inchiesta sui luoghi di culto e centri culturali islamici presenti sul territorio. Proposta respinta in blocco dalla maggioranza di sinistra. Domani mattina, domani venerdì alle 11.45 ci colleghiamo con la nuova responsabile Lega nel Bolognese e ci racconterà anche di questo. Non è finito, signori, Libero parla anche di Ulivieri. Già, signori, lo Ius Soli nel calcio. Ne stiamo parlando in questi giorni. Questo Ulivieri ama il nero. Calderoli stoppa Olivieri, no allo Ius Soli nel calcio. Hai presente le nostre squadre di calcio pieni di immigrati, figli di immigrati, neri che arrivano da tutto il mondo, eccetera? Il ministro leghista si schiera contro le quote nere invocate dall'associazione allenatori. Non serve a nulla allargare le maglie della cittadinanza. Andrea Valle, oggi su Libero, solo su Libero. Dal governo arriva un nuovo stop all'idea di allargare le maglie della cittadinanza per rilanciare la nazionale italiana di calcio. Bel modo, eh? Il presidente dell'Associazione Italiana Allenatore, Renzo Olivieri, è in pressing da giorni, prima con la frase shock sui 5 o 6 giocatori neri che hanno tutte le nazionali europee al mondiale americano, poi con la richiesta espressa dello Ius Soli per allargare il bacino di giocatori della squadra azzurra del futuro. Che brutto futuro, un futuro proprio
nero. Ieri sul tema è arrivato lo stop del ministro leghista per le autonomie Roberto Calderoli. Ribadisco, Olivieri, quanto già ribadito 2 settimane fa a Malagò, ha spiegato Calderoli. Abbiamo delle norme sulla cittadinanza che valgono per tutti, calciatori e sportivi inclusi, e che funzionano benissimo anche in ambito sportivo, come dimostra proprio nel nostro calcio l'esempio positivo del 18enne difensore atalantino Honest Anor, ragazzo nato in Italia da famiglia nigeriana, che ha appena debuttato in nazionale maggiore un paio di mesi dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana, scegliendo di rappresentare l'Italia e una maglia che sentiva sua, a dimostrazione che le nostre leggi funzionano. Secondo Calderoli, se poi il problema paventato che un ragazzo di talento non voglia attendere di prendere la cittadinanza italiana a 18 anni, ma preferisca scegliere prima quella di un altro stato, pazienza, le nostre nazionali faranno a meno di lui. Ma l'articolo prosegue, ragazzi, ed è tutto vostro. Oggi solo e soltanto sul quotidiano Libero. Ultima segnalazione da Libero, ma è roba buona, ragazza mia. Toscana in retromarcia, signori, non ci crederete, saltano le quote trans. Altra polemica imbracciata da Radio Libertà nelle scorse settimane. Fabio Dragoni oggi sul Libero ci racconta, indietro tutta, avrebbe detto Renzo Arbore nella sua leggendaria trasmissione. C'era una volta in Toscana un progetto formativo dal titolo C'è stoffa per tutti, 130.000 euro di fondi regionali destinati alla formazione di 15 lavoratori nel settore tessile. Era prevista una riserva del 50% a favore di donne, persone non binarie e trans. Dopo l'interrogazione del consigliere di Fratelli d'Italia Luca Minucci, l'assessore al lavoro Alberto Lenzi rincula, nel senso appunto ha tolto le quote trans. Mi fermo, ma ragazzi il paginone sul quotidiano Libero è tutto vostro. Consulente LGBT di Silvia Salis al centrodestra dice tornate nelle fogne. Ah, ha fatto la battuta. Ilaria Gibelli sui social attacca chi ha partecipato al corteo genovese per la sicurezza. Sono usciti dalle fogne. Poi cancella la frase shock. Fratelli d'Italia, comportamento indegno, lede l'immagine della città. Va bene, ciliegina sulla torta oggi per il quotidiano Libero, che come potete sentire è sicuramente uno dei più potenti, ma c'è veramente roba buona su ogni quotidiano quest'oggi e io sono veramente in ambascia perché non so da che parte arrivare. Vado sul Tempo che dedica parecchi paginoni ad argomenti che ci piacciono tanto. Eccolo qua, prima pagina. Esclusiva, maxi profitto. Il Tempo è in grado di anticipare una svolta nell'oscura storia delle mascherine cinesi. Il punto non sta tanto nel prezzo pagato dall'Italia, ma nell'effettivo costo, presumibilmente molto molto inferiore, al quale quei dispositivi sono stati realizzati in Cina. In quella differenza sta il maxi profitto che qualcuno ha realizzato. Finora si è parlato di 200 milioni di commissioni, ma forse quella cifra va raddoppiata o addirittura più che raddoppiata. Di spalla però le sensazioni sono forti. Immigrazione, la linea dura del centrodestra. Qui Fratelli d'Italia, proposta di legge subito rimpatrio per gli stranieri condannati. Qui Lega, cittadinanza, primo sì della Camera alla stretta. Roba buona, roba bella, ma attenzione in centropagina, Francia-Marocco non è solo calcio e Parigi ora teme di nuovo l'inferno. Attenzione, Parigi e non solo Parigi. Ma entriamo subito all'interno. Presto, pagina 8, Il Tempo. Stretta sulla cittadinanza, primo ok della Camera. Si accelera sulla proposta di legge presentata dalla Lega che punta a rivedere le norme che regolano l'acquisizione e la revoca della cittadinanza italiana. Ieri la Camera infatti ha approvato con 148 voti a favore, 99 contrari, 2 astenuti, la dichiarazione d'urgenza della proposta di legge. Ciò vuol dire che ora l'iter di approvazione sarà assai più veloce. Dopo essere stata incardinata, la Commissione Affari Costituzionali avrà 30 giorni, e non i soliti 60,
per riferire all'Assemblea. Tante le novità introdotte dalla proposta della Lega. Uno degli interventi più significativi, abbiamo ascoltato Molinari ieri mattina, riguarda gli stranieri nati in Italia che abbiano risieduto nel paese in modo regolare e continuativo fino al compimento dei 18 anni. Bene, la normativa attualmente in vigore consente loro di ottenere la cittadinanza italiana presentando un'apposita dichiarazione di volontà entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. La proposta di legge introduce però nuove condizioni che possono impedirne l'accesso alla cittadinanza italiana. Tra le cause ostative previste figurano ad esempio le condanne per reati contro la persona e contro il patrimonio, quelle per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, quindi se sei spacciatore non diventi italiano, oltre alla presenza di comprovate esigenze legate alla sicurezza della Repubblica. L'elenco delle fattispecie che impedirebbero l'acquisizione della cittadinanza comprende un ampio ventaglio di reati tra cui femminicidio, rissa, lesioni personali ai danni di appartenenti alle forze dell'ordine, personale scolastico, operatori sanitari, oltre alle minacce. Rientrano nel novero inoltre la diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, il furto, la rapina, l'occupazione abusiva di immobili, il danneggiamento, il deturpamento, l'imbrattamento di beni altrui, nonché le frodi informatiche. Insomma, se fai questi reati, la cittadinanza italiana cucù, non la prendi più. La proposta disciplina anche le ipotesi in cui al momento della dichiarazione di volontà per ottenere la cittadinanza sia ancora in corso un procedimento penale. In questa circostanza la richiesta non verrebbe respinta, ma il relativo iter resterebbe sospeso fino alla definizione della vicenda giudiziaria. Novità anche sul fronte della revoca della cittadinanza italiana già acquisita. Oltre ai casi già previsti dall'ordinamento come quelli legati al terrorismo e ai reati di eversione, il provvedimento estende questa possibilità anche alle condanne per omicidio, mutilazione degli organi genitali femminili, tratta di esseri umani, violenza sessuale su minori, violenza sessuale di gruppo. Comprensibile soddisfazione da parte del Carroccio con il segretario Matteo Salvini che rilancia la notizia sui suoi social e devo dire siamo contenti anche noi scrivendo bene così, altri parlano, la Lega fa. Gli fa eco Riccardo Molinari che ha spiegato essere cittadini italiani significa condividere valori, regole e responsabilità, ha detto Molinari. Per questo la cittadinanza non può essere un automatismo, ma il punto di arrivo di un autentico percorso di integrazione. La dichiarazione d'urgenza, proseguito Molinari, è dovuta al fatto che riteniamo necessario affrontare un fenomeno che non può essere sottovalutato. Il 52% delle denunce per reati commessi da minori riguarda cittadini stranieri, che rappresentano meno del 14% della popolazione minorile. E Gianmarco Centinaio precisa, la proposta di legge della Lega non è contro gli immigrati, ma contro i criminali. Se uno straniero si macchia di reati gravi, non può essere cittadino italiano. Mi sembra un'idea di buonsenso. Non capisco chi a sinistra invoca il razzismo a prescindere, lo vedremo tra poco sulla stampa. L'allusione di Centinaio è a chi dall'opposizione ha accusato la maggioranza di essere razzista e di inseguire Vannacci. Che noia, ragazzi, siamo arrivati 20 anni prima di Vannacci. Attenzione, stesso paginone. Siamo sul quotidiano romano Il Tempo. Intervista a Igor Iezzi. Il deputato leghista ha ampliata la lista di reati per cui la cittadinanza può essere revocata. Essere italiani non è un diritto, ma qualcosa che va conquistato. La stoccata, stupito dai vannacciani che dicono che facciamo le cose in ritardo. La legge è del 2024 e alcuni di loro la votarono. Per capire la nostra proposta si deve partire dal fatto che la cittadinanza, a differenza di quello che spesso si dice, non è un diritto, è uno status che certifica il successo di un percorso di integrazione. Non è un regalo insomma, ma qualcosa che va conquistato. Nessuno meglio di Igor Iezzi, deputato della Lega e primo firmatario della PDL sulla cittadinanza, lo abbiamo sentito tempo fa su queste frequenze che ce la raccontava, può spiegare meglio principi e obiettivi contenuti della proposta del Carroccio.
Onorevole Iezzi, ieri la vostra proposta ha ricevuto l'ok della Camera per l'iter velocizzato. È davvero così urgente questa riforma? Certo, dice Iezzi, diciamo subito che non è un'accelerazione, nel senso che è un lavoro che sta andando avanti da lungo tempo. Noi l'abbiamo presentata già a ottobre del 2024. Ora avremo certi tempi certi per una legge che muove da un principio. La cittadinanza, a differenza di quello che spesso si dice con troppa semplicità, non è un diritto, ma uno status, come dice anche la Corte Costituzionale. Non è un pezzo di carta da conferire in automatico solo perché si risponde a determinati criteri di residenza o presenza sul territorio, e invece la certificazione che un percorso di integrazione è stato compiuto, e non il contrario. Io ti do la cittadinanza dopo che ti sei integrato nella comunità che ti ha accolto, non prima. Insomma, le nuove norme potrebbero essere persino un incentivo all'integrazione degli stranieri nel patto sociale del paese, scrive Il Tempo. Lo chiede a Igor Iezzi. Certo, risponde lui, essere cittadino vuol dire condividere uno schema di valori, uno schema di principi, un modo di vivere. Vuol dire che fai il tuo modo di vivere il destino di un popolo, quindi non può essere un automatismo che scatta semplicemente perché sei nato in Italia. In sostanza, se dimostri di essere integrato avrai la cittadinanza, altrimenti, chiede Il Tempo, questa legge ha 3 filoni principali. Uno è la revoca della cittadinanza. Se commetti un reato come pedofilia, omicidio, stupro, io ti tolgo la cittadinanza italiana, perché vuol dire che tu non ti sei integrato e non meriti di vivere nella comunità nella quale sei. Secondo filone è quello dei reati ostativi all'ottenimento della cittadinanza, utile per il contrasto ai fenomeni come quello dei Maranza. Se hai commesso dei reati non avrai più la cittadinanza automatica ai 18 anni. Di più, con la nuova legge si potrà verificare non solo se tu hai commesso dei reati, ma anche se hai un provvedimento giudiziario su un determinato reato. Quindi, anche se non sei ancora stato condannato, e siccome non siamo garantisti, la cittadinanza ti sarà sospesa finché non dimostri di esserti ravveduto. Il terzo e ultimo requisito è quello della lingua. Se non sai l'italiano, niente cittadinanza. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso
un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. C'è un posto dove la luce non arriva. Io ci sono stata, l'ho imparato a memoria. Poi ho alzato gli occhi ed eccomi qua. Mi sono persa dentro di me, sperando fosse solo immaginazione. Ho visto il buio senza la fine e ho creduto che fosse amore. Ho chiuso porte, ho spento il cielo, stretti i pugni fino a sentire il gelo. Ma sotto la cenere restava un respiro. Rinascere e cadere, poi capire che il fondo non è fine. Rinascere e cadere, poi capire che il fondo non è fine. Ho tolto i pesi dalle spalle, ho fatto pace con chi ero, ho preso il tempo per curarmi senza più sembrare vera. Ora cammino senza sosta, ogni ferita è una finestra, anche se piove non ho paura, perché so chi sono quando crolla la struttura. Rinascere e cadere, poi capire che il fondo non è fine. Rinascere e cadere, poi capire che il fondo non è fine. E luce dopo il pianto e voce senza canto e dire io ci sono anche se tremo tanto. E luce dopo il pianto e voce senza canto e dire io ci sono anche se tremo tanto, anche se tremo tanto, anche se tremo tanto. Rinascere e cadere, poi capire che il fondo non è il fine. Rinascere e cadere, poi capire che il fondo non è il fine. Rinascere e smettere di fingere e vivere davvero. Rinascere, rinascere, rinascere e smettere di fingere e vivere davvero, senza più dipingere. Lo dico anch'io, ragazzi, pezzone, roba buona, roba bella, e il nostro regista Simone addirittura ha mandato in onda il video in radiovisione, chissà come mai. Post si intitola la nuova canzone di Lara Contro. Lara Contro. Lei vive a Brescia ma il sangue è napoletano. Un indie folk italiano d'autore che invita a riflettere su come, anche se
ci sono esperienze dolorose che viviamo spesso, queste esperienze possono diventare semi di rinascita, semi con una M sola, di rinascita, capito? Brava Lara Contro, ti vogliamo nei nostri studi, vienici a trovare. Buon mattino da Sammy Varin, lo sapete, ogni mezz'ora io mando in onda un pezzo sconosciuto, solo musica indipendente di artisti poco conosciuti a livello nazionale. Se è roba famosa non fa per me. Apro le porte a tutti voi, anche a voi che mi telefonate, mi scrivete al 340 6709 659 per commentare le notizie del giorno. E dalle frequenze di Radio Popolare devo dire oggi va tutto bene, ma che cosa ci faccio io su Radio Popolare? La verità è che sto ricevendo messaggi che sembrano più scritti da piddini che da persone che tifano questo governo, centrodestra. La verità sta nel mezzo, caro Sammy Varin, tu lo sai, sei su una radio nazionale, ascoltata da tanta gente in tutta Italia, sui social siamo sulla pagina di Lega Salvini Premier, con più di 1 milione di follower, e giustamente c'è gente contenta dell'operato del governo, c'è gente che è lì che aspetta tante cose che ancora non arrivano. Senti cosa mi scrive Antonio da Asiago. Immigrato condannato, subito rimpatriato. L'ha ripetuto tante volte per convincerti? Ti sei scordato delle togacce rosse degli avvocati di Nerda che ci sguazzano con gli immigrati? No, te l'ho detto anch'io. Poi altro argomento, e qui mette il dito aia nella piaga. Sto soffrendo. A quando l'autonomia, dopo che la parola è stata ripetuta invano milioni di volte? Antonio, se ci avessi seguito, ne abbiamo parlato proprio ieri con Alessandro Morelli e ci ha detto chiaramente che si sta litigando, e di brutto, con il PD, che vuole fermare tutto quanto. E sì che l'ha cambiato lui il titolo quinto della Costituzione italiana. Date il porto d'armi ai negozianti, così possono difendersi come se fossero a casa. Vedrete che chi sfascia vetrine e fa saccheggi per vari motivi starà più attento e i giudici capiranno chi difende il suo avvenire? Punto di domanda, ragazzi. Qui c'è gente che si sta incattivendo. Sarà il film, quello censurato, Citizen Vigilante, che stiamo distribuendo, ma che diciamo non fate come lui? Sarà la canzone di Roberto Bocchetti? Ve la faccio sentire ancora. Guarda, ve la faccio sentire 2 minuti, ma neanche. Vi faccio sentire il pezzo di Roberto Bocchetti, quanto è forte, esagerato, però rappresenta un'incazzatura, te l'ho detto, che stiamo inglobando in proposte di legge. Non bisogna farsi giustizia da sé. Questo è il primo comandamento. Chi ascolta questa radio sceglie di protestare, ma di farlo democraticamente. Ci sono gli incazzati? E io li faccio sentire. E Roberto Bocchetti con questo pezzo, fatti di cronaca, è proprio incazzato. Qui non vedono la fine. Yeah. Le luci della città si riflettono sull'asfalto bagnato. Un sabato mattina a Milano che si è bruscamente fermato. In via Capacelatro si consuma la follia del momento. La minza idilli Gambiano colpisce un passante in modo infame. Senza un pentimento. 20 coltellate nella schiena, ha detto pure che lo vuol rifare. Non mettetelo a marcire in galera per poi buttare la chiave, perché lo dovremo mantenere a vita con le nostre tasse. Meglio un colpo di pistola dritto nel cervello, o meglio una bella corda, impiccatelo a Loreto. Le volanti della questura corrono a sirene spiegate, ma sono prese d'assalto da baby gang armate. E sono fatti di cronaca scritti sopra i giornali, pagine piene di rabbia e di destini uguali. Le strade gridano forte in questa notte scura, mentre cerchiamo risposte dentro la nostra paura. Dimmi dove andremo se non c'è più un confine a questa violenza che non vede la fine. I fogli si chiudono ma il rumore resta nell'aria, una storia che si ripete identica e amara. Le sirene si
spengono lentamente in fondo alla via, mentre la cronaca lascia il posto alla follia. Ok, ho reso bene il concetto, signori. È chiaro che intanto chi guardava la radiovisione si è gustato l'immagine di Sammy Varin con questa splendida t-shirt che mi hanno regalato in redazione con su Sammy senza paura e un bellissimo piatto, il piatto non da mangiare di pasta asciutta, ma piatto giradischi SL 1200, molto famoso per chi fa questo lavoro. Era Roberto Bocchetti, ok? Una roba certamente scritta da lui, ma poi musicata con l'intelligenza artificiale, che io odio. Però il concetto è forte e ho voluto trasmettervelo perché penso di incarnare molto del vostro sentiment, che è napoletano, sentiment, capito? Sentiment. Ritorniamo sul quotidiano Il Tempo, tra poco ci collegheremo col Qui Parlamento, signori, ma poi alle 10 arriva anche Paolo Borchia, che è il capo... Alle 9, vabbè, non si può sbagliare, ragazzi. Simone, vedi che mi contraddice e c'ha ragione lui. Alle 9 arriverà Paolo Borchia, capodelegazione in Parlamento Europeo della Lega. E proprio a proposito di Europa, Il Tempo oggi scrive: taglio alto, Le Pen inizia la campagna elettorale. Ora spetta ai cittadini decidere. Avete sentito? Condannata, ma non troppo, e quindi si candida. La leader della destra francese ribadisce: sono innocente, signori. Quindi la Francia verso le presidenziali. L'inguaribile vizio di eliminare il nemico per via giudiziaria, scrive di spalla Matteo Cassol. Ma guarda, l'abbiamo già passata anche noi della Lega questa cosa. Siamo sempre qui ad aspettare Matteo Salvini che torni ministro dell'interno, ma nel frattempo attenzione, perché mondiali e Maranza questa sera, Francia-Marocco. Sale la paura per la guerriglia urbana e attenzione, mica solo a Parigi. Dopo l'inferno dello scorso maggio a Parigi si teme il peggio, il pericolo che la violenza sbarchi pure nelle nostre città. Scrive Federico Punzi, oggi siamo sul quotidiano Il Tempo. Comunque andrà, sarà una devastazione. No, non stiamo parlando dell'Iran, di una guerra, ma di una partita di calcio che può scatenare una surreale guerriglia urbana. Stasera a Boston si giocherà Francia-Marocco, primo quarto di finale dei mondiali di calcio 2026. Purtroppo, quale che sia l'esito, che passi la Francia o il Marocco, per motivi opposti c'è comunque da aspettarsi che più di 5.000 chilometri di distanza Parigi e altre città francesi vengano messe a ferro e fuoco. Ovviamente ci auguriamo che non accada nulla, ma guardando a quanto accaduto di recente dopo la finale di Champions League vinta da Paris Saint-Germain contro l'Arsenal lo scorso 30 maggio, è legittimo temere il peggio. Lo ricordiamo qui per i più distratti, signori. E attenzione, poi si passa all'Italia, perché anche qua in Italia non è andata tanto bene con i marocchini, che hanno fatto un casino della miseria, tanto che qui in radio l'altro giorno dicevamo, sono meglio gli egiziani dei marocchini. Siamo ridotti a questo, signori, decidere chi preferiamo tra egiziani e marocchini. Che schifo. Con tutto il rispetto, lo sapete che qui si scherza, si ride, si esagera, lo facciamo perché siamo caldi, ce lo abbiamo molto duro politicamente, soprattutto a quest'ora del mattino, e poi d'altronde sono sul quotidiano Il Tempo e scrivono questo. Pagina 15, tutt'altro argomento, ma importante. I biocarburanti sono centrali. Ora in Europa si cambia. I biocarburanti, soluzione che vuole coniugare la riduzione della dipendenza energetica
con la transizione ambientale e industriale. Salini di Forza Italia, nuovo regolamento CO2 per valorizzare il ruolo nella decarbonizzazione. Insomma, c'è modo e modo di fare la transizione, quella intelligente, scevra da pulsioni e utopie, passa per i biocarburanti. I danni di una rivoluzione verde tutta protesa verso l'elettrico, giova ricordarlo, sono sotto gli occhi di tutti. Le case automobilistiche europee per poco non ci lasciano le classiche penne, o ce le hanno proprio lasciate, esauste dopo il doppio sforzo di inseguire i target UE in materia di emissioni, resistendo al contempo all'onda d'urto cinese. E qua mi fermo, ma il paginone è più interessante che mai. Anche di questo parleremo tra poco alle 9 con Paolo Borchia. Quotidiano Il Tempo, ciao ciao, lo salutiamo, lo ringraziamo perché ci sono cose poi belle anche nel paginone romano. Si parla di un altro blitz anti-Maranza all'ombra del Colosseo. E beh, ragazzi, i Maranza hanno toccato il Colosseo e forse questo è servito per svegliare il sindaco di Roma. Un ristoratore racconta: i Maranza si siedono ai tavoli e aspettano il momento giusto per commettere furti in pieno centro a Roma. Ecco come viene presidiata l'area dopo l'aggressione ai vigili. Avete visto le immagini l'altra sera? Che schifo. Vado avanti, signori. Repubblica è l'unico quotidiano tra i giornaloni che non parla di ciò che la Lega e Fratelli d'Italia stanno portando avanti sul fronte sicurezza. Non ne parla proprio. Titolo principale: Trump, tregua con la NATO, ma altre bombe sull'Iran. Borse giù, il petrolio corre, occhi puntati sulle navi e il Fondo Monetario Internazionale taglia la crescita. Carburanti, rincari senza fine, i consumatori chiedono che tornino gli sconti, ma anche la Le Pen che lancia la sua campagna e vola nei sondaggi per l'Eliseo. Lo scrive Repubblica, ragazzi miei. Il fronte legge elettorale, preferenze, nuova fumata nera dal vertice di centrodestra. Con l'intervista a Bignami si va avanti assieme agli alleati, troveremo la quadra, ma non si fa assolutamente cenno alla proposta della Lega sulla sicurezza. Parlano invece quelli di Repubblica, ballando il Sirtaki a pagina 17, mai più divisi. È una promessa, la prima piazza del Campo Largo, scrive quest'oggi Repubblica, a proposito chiaramente del grandissimo successo, i giornali di destra non dicono tanto, che ha avuto ieri la riunione del Campo Largo, che è la promessa, mai più divisi. Giro di nuovo la pagina e Repubblica, ma anche altri quotidiani in questi giorni, perché arriva Mattarella, dedica un paginone a Seveso. L'incubo e il futuro, salviamo il bosco cresciuto sulla diossina. Chiaramente loro poi danno la colpa al governo che ci vuole far passare una strada, eccetera. Ritorno nella cittadina della Brianza, teatro nel 1976 di una delle più gravi catastrofi ecologiche della storia italiana. L'Icmesa, ricordate? Sì, quella fuga pazzesca che ha prodotto feriti, morti. L'Icmesa di Meda, Monza, Brianza, un rilascio nell'ambiente di diossina, il famoso tetraclorofenolo di pensioparadiossina. Vabbè, paginone, arriva Mattarella nelle prossime ore. Ci fermiamo, il Qui Parlamento, signori, ci colleghiamo con Elena Murelli. Qui Parlamento. Grazie Presidente, Ministro Calderone, colleghe e colleghi. Parlare di sicurezza sul lavoro significa parlare del valore della vita. Ogni lavoratore ha il diritto di uscire di casa e rientrare con certezza alla sera dalla propria famiglia. È un principio sancito dalla nostra Costituzione, ma soprattutto è un dovere morale che dobbiamo garantire. Per questo considero importante la relazione annuale sullo stato della sicurezza del lavoro prevista dall'articolo 14 bis del testo unico sulla sicurezza. Non deve essere semplicemente un adempimento formale, ma uno strumento di trasparenza e di monitoraggio per valutare l'efficacia delle politiche adottate e per orientare quelle future.
La relazione presentata dal ministro Calderone fotografa un percorso importante compiuto dal governo, che non ripeto i punti salienti che il ministro ha elencato, però voglio dire che sono interventi concreti che rafforzano la prevenzione e dimostrano una visione organica della sicurezza sul lavoro. Dimostrano però un cambio di approccio fondamentale, un cambio di approccio perché la relazione evidenzia una vera strategia di sistema fondata sulla collaborazione tra il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione e della Scuola, perché dobbiamo cambiare, abbiamo sempre detto, la cultura, insidiare la cultura della sicurezza sul lavoro, le regioni, l'INAIL e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. È un'alleanza che parla di sicurezza, come richiamato anche dal Presidente Mattarella, dove il lavoro non è vero se non è anche sicuro. Proprio mentre siamo qui a discutere sulla sicurezza sul lavoro, purtroppo leggiamo le notizie e anche ieri abbiamo riportato l'elenco dei morti sul lavoro, l'ultimo per esempio quello del Mantovano, dove il bracciante ha perso la vita mentre era impegnato appunto nella raccolta in un'azienda agricola. È un campanello d'allarme che ci impone di non abbassare la guardia di fronte a un numero drammatico di persone, 1 su 3. Ogni giorno 3 persone direttamente muoiono purtroppo per problemi di sicurezza sul lavoro. Ma le statistiche ci dicono anche che questi numeri sono migliorati rispetto al dicembre del 2022, lo ha riportato il ministro Calderone, si registra una riduzione dell'incidenza degli infortuni mortali ogni 100.000 lavoratori dipendenti. Naturalmente però questi numeri non devono indurci ad alcun compiacimento. Ogni infortunio, ogni vittima sul lavoro rappresenta una ferita inaccettabile per il nostro Paese. La sicurezza sul lavoro non può essere terreno di propaganda politica. Le famiglie delle vittime non vogliono assolutamente polemiche, ma chiedono che le tragedie come quelle che continuano a verificarsi non si ripetano più. Ecco quindi che nella commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro e la sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui faccio parte, si è svolto da mesi la discussione e sono state presentate proposte concrete. Penso innanzitutto alla formazione. Come dicevo prima, la cultura della sicurezza del lavoro non può iniziare il primo giorno di lavoro, deve iniziare molto prima, deve entrare nelle scuole, nei percorsi di istruzione e di formazione professionale e nell'apprendistato. Apprezzo da questo punto di vista il lavoro svolto con l'accordo Stato-Regioni sulla formazione, con i protocolli tra Ministero del Lavoro e Ministero delle Istruzioni che uniformano gli standard formativi e rafforzano la sicurezza nei percorsi anche dei PCTO. La formazione deve essere anche cambiare la qualità, deve essere realmente comprensibile per tutti, tenere conto delle barriere linguistiche, dell'utilizzo di macchinari sempre più innovativi e delle nuove modalità organizzative del lavoro. Non basta rilasciare l'attestato, occorre essere certi che ogni lavoratore abbia realmente capito, abbia realmente acquisito consapevolezza dei rischi del lavoro. Secondo tema è la prevenzione. Dobbiamo imparare a valorizzare i cosiddetti near miss, gli incidenti mancati. Ogni evento evitato, per fortuna, rappresenta un'occasione preziosa di apprendimento. Registrarli, analizzarli, condividerli significa evitare che domani possano trasformarsi in tragedie. È un cambio culturale prima ancora che normativo. Il terzo tema è la tecnologia, perché viviamo in un'epoca in cui l'intelligenza artificiale può diventare una straordinaria alleanza per la sicurezza. Lo abbiamo discusso, lo stiamo analizzando all'interno della Commissione Sicurezza sul Lavoro insieme all'Università di Milano, perché come abbiamo previsto appunto nel decreto sull'intelligenza artificiale, queste tecnologie possono contribuire al miglioramento delle condizioni di lavoro, alla tutela dell'integrità fisica e psichica dei lavoratori, all'incremento della sicurezza e della produttività, sempre nel pieno rispetto della dignità della persona e della protezione dei dati personali. La relazione evidenzia inoltre il potenziamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione con l'integrazione delle banche dati e nuovi strumenti digitali che consentiranno una programmazione più efficace delle attività ispettive. Anche questo è prevenzione. Perché? Perché conoscere meglio i rischi significa intervenire prima di quando accadono gli incidenti. Un altro tema importante è la vigilanza. Il governo ha scelto di rafforzare gli organici dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali. Sono investimenti indispensabili perché senza controlli efficaci
anche le migliori norme rischiano di rimanere sulla carta. Allo stesso tempo condivido l'impostazione emersa anche nel lavoro della commissione d'inchiesta, che invita a superare una visione esclusivamente repressiva, come abbiamo fatto nella certificazione pari opportunità. Vogliamo accompagnare le imprese. Per questo condivido il rafforzamento dei sistemi premiali destinati alle aziende virtuose che investono in prevenzione, formazione e innovazione. Premiare chi investe nella sicurezza significa diffondere una cultura positiva della prevenzione e rendere la sicurezza un fattore di competitività del nostro sistema produttivo. Vorrei poi richiamare un tema importante, destinare ad assumere un peso sempre maggiore, che appunto, essendo d'estate, ci tocca direttamente, quello del cambiamento climatico, perché le ondate di calore ci sono sempre state, gli eventi meteorologici estremi stanno però modificando le condizioni di lavoro, soprattutto nei cantieri, nell'agricoltura e nel lavoro all'aperto. Il decreto che avevamo approvato l'anno scorso e che appunto è stato riconsiderato come un protocollo richiamato nella relazione volto a affrontare i rischi climatici nei luoghi di lavoro attraverso strumenti di prevenzione è importante. Non da ultimo vorrei richiamare un aspetto che mi sta particolarmente a cuore come Presidente dell'Intergruppo parlamentare sulle malattie cardiocerebrovascolari. La sicurezza sul lavoro non significa soltanto evitare infortuni, ma dobbiamo investire nella prevenzione, anche nella prevenzione della salute dei lavoratori stessi. Per questo considero importante il fondo destinato a incentivare programmi di screening cardiovascolari e oncologici promossi dai datori di lavoro e l'acquisizione di defibrillatori da parte delle imprese. La prevenzione rappresenta sempre il miglior investimento possibile, sia per la salute dei lavoratori, sia per la sostenibilità del nostro sistema produttivo e anche del nostro sistema sanitario nazionale. Colleghe e colleghi, la sicurezza sul lavoro non appartiene né alla maggioranza né all'opposizione, appartiene a tutti i lavoratori italiani ed è proprio per questo il confronto deve rimanere serio, fondato sui dati e sulle soluzioni. Molto resta ancora da fare, nessuno può dirsi soddisfatto finché continueremo a piangere ogni martedì lo ricordiamo, una sola vittima sul lavoro. Però come gruppo Lega continueremo a sostenere ogni intervento utile a ridurre gli infortuni, a salvare vite umane, lavorando insieme alle parti sociali, alle imprese, ai lavoratori, alle istituzioni, alle scuole, perché la sicurezza sul lavoro non è un costo. È un investimento che lo Stato deve fare e non esiste risultato più importante per chi ha una responsabilità di governo, per chi siede in Parlamento, per restituire ogni sera un lavoratore alle proprie famiglie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. È una vita fa, l'ultima volta che ho perso qualcosa. La felicità è diventata la chiave di casa. Cosa ti perdi ogni giorno? Scrivilo sopra ad un foglio, sulle pareti del mondo. Tu tieni solo le più belle vibes, delle paure che te ne fai. Esci da sto labirinto, bro. C'è una vibrazione qua che non si ferma, è il cielo sulla terra, ho ancora il suo profumo addosso. Vivi la tua vita in stereo, c'è un ritmo che guarisce il cuore e non si ferma mai. Ascolta bene, alza il volume, è il ritmo medicina, la vibrazione che arriva al cuore e non si può fermare. Ho una croce a vista come una bandiera, sono i miei valori, il sogno che si avvera, allora è tutto chiaro. Hai domande, caro? L'amore è latitudine, longitudine, l'attitudine di tutto. Ti ci puoi specchiare dentro. Cosa ti perdi ogni giorno? Scrivilo sopra ad un foglio, sulle pareti del mondo. Tu tieni solo le più belle vibes, delle paure che te ne fai. Esci da sto labirinto, bro. C'è una vibrazione
vibrazione qua che non si ferma, è il cielo sulla terra, ho ancora il suo profumo addosso, vivi la tua vita in stereo, c'è un ritmo che guarisce il cuore e non si ferma mai, ascolta bene, alza il volume, è il ritmo medicina, la vibrazione che arriva al cuore e non si può fermare mai. Ritmo medicina, ritmo medicina, ritmo medicina. L'amore non si vanta mai, l'amore non invidia, sai, l'amore non ti porta guai, l'amore li scioglie semmai, l'amore è il ritmo medicina, ritmo medicina, ritmo medicina. Se sei disposto a cambiare, allora accendi il motore, bro, non ti devi risparmiare, che c'è una vibrazione qua che non si ferma, è il cielo sulla terra, ho ancora il suo profumo addosso, vivi la tua vita in stereo, c'è un ritmo che guarisce il cuore e non si ferma mai. Ritmo medicina, signori, il giovedì alle 9 c'è la Christian Music e questo pezzo, Ritmo medicina, del grandissimo Angelo Maugeri, è un singolo estivo che trasmette però anche un senso, un significato, l'amore di Dio come il rimedio perfetto, la migliore medicina per curare ogni ferita. E la frase, guarda qua cosa c'ho in mano, una croce a vista come una bandiera. Qui Europarlamento. E qui Semivarin sta diventando troppo poeta, troppo bacchettone. È meglio divagare su argomenti che ci fanno più arrabbiare. E a portarci l'arrabbiatura, signori, è il capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo. Grazie per essere con noi. Paolo Borchia, ciao! Buongiorno Sammy, ma non si è mai troppo poeti, sì, te stesso, poi si parla di ritmo e medicina, ritmo qua a Strasburgo ce n'è tanto, medicina, ecco, insomma, sono le medicine quelle molto costose ma che poi non funzionano, magari gli amici che ci ascoltano da casa, che saluto, ne sanno qualcosa. E come, le stiamo vivendo quotidianamente, le medicine dell'Unione Europea. L'altra settimana si parlava di questa bella novità per chi compra le bottigliette d'acqua nella confezione da 6 e quindi in futuro non potremo più comprare la confezione da 6, ma dovremmo comprarne una ad una, chiaramente, signori. Non ci crediamo finché non lo vediamo, ma adesso sto inquadrando il quotidiano La Verità, pagina 9, che ci racconta l'Unione Europea è una tassa. Nel mirino voli e zucchero, signori. E chi segue Paolo Borchia, queste cose le sa già. Il Parlamento Europeo parla di nuove tasse. E qui forse, Paolo, è meglio rilanciare il nostro vecchio claim: basta Roma, basta tasse. Ci aggiungiamo anche basta Europa, Bruxelles. basta Bruxelles, basta tasse. Cosa sta succedendo, Paolo? Guarda Sammy, ieri mattina in aula mi sono anche discretamente incazzato con il commissario Šefčovič, che parlando delle conclusioni del Consiglio europeo di giugno ha iniziato a parlare giustamente di bilancio, il bilancio dell'Unione Europea, che è una partita importantissima, la madre di tutte le battaglie che andremo ad affrontare nei prossimi mesi, però poi ha infilato dentro le due paroline magiche, risorse proprie, perché sapete che il grosso del bilancio dell'Unione Europea arriva dai contributi degli stati. Non dimentichiamoci che il nostro paese è il terzo contributore netto al bilancio dell'Unione, vuol dire che siamo il terzo paese per differenza tra soldini versati e soldini ricevuti, e ovviamente i soldini versati sono molti di più, tant'è che mediamente
ogni anno ci abbiamo rimesso dai 4 ai 5 miliardi di euro, per cui fondamentalmente questa è una giostra che ci sta costando e non poco. Io mi arrabbio con il commissario perché risorse proprie è una formula elegante per dire abbiamo bisogno di più soldi, vogliamo mettere più tasse. Però adesso senza fare populismo pane e salame, che comunque non è un tipo di linea che a me piace particolarmente, anche perché insomma io arrivo un po' dalla Lega del fare. Il tema è che qua questi non hanno capito che per come è messa la nostra economia, per come sono messi gli stipendi, le pensioni, per quelle che sono le difficoltà che i nostri amici che ci seguono, che hanno una partita IVA, devono attraversare quotidianamente, il fatto di parlare di nuove tasse significa vivere sulla luna. Per cui quando io ho preso la parola ho iniziato con un basta tasse, commissario, non se ne parla. Poi tra l'altro io, Sammy, nei giorni scorsi ho avuto l'opportunità di recarmi a Buenos Aires per alcuni incontri. Diciamo, visto che con la delegazione dei Patrioti abbiamo incontrato anche alcuni ministri del governo di lei, caspita, in Argentina c'è una ricetta che è lontana anni luce dalla tassomania che si respira a Bruxelles, nel senso che in Argentina si dice bene, proviamo a dare fiato all'economia cercando chiaramente di avere uno Stato più leggero. Lo Stato più leggero implica che si possano abbassare un pochino le tasse, si possa far respirare la gente perché altrimenti non ce la facciamo più. Per cui questa è una ricetta che ho proposto anche ieri in aula, però la politica delle nuove tasse significa essere totalmente sconnessi dalla realtà. Mamma mia, un'altra cosa che sta facendo discutere in queste ore e soprattutto su internet, oggi ci sarà il voto finale per dare a Big Tech l'ok a spiare le nostre chat. Che cosa significa? Cosa sta succedendo? Cioè dobbiamo aver paura anche a mandare a qualche nostro parente e amico la fotografia magari di nostro figlio, di nostro nipote, eccetera, perché potrebbe significare che noi abbiamo determinati gusti sessuali, eccetera. Che cavolo sta accadendo? Guarda, ne stavo parlando col nostro amico Claudio Borghi una decina di minuti fa, ma allora spieghiamola un attimo, anche perché ho visto che il web sta esplodendo su questo tema. Allora, il primo messaggio, stiamo tranquilli che la Lega vota bene, la Lega vota per la tutela della privacy, per cui oggi il primo voto che verrà espresso su questo provvedimento, che ricordiamolo tratta di un'estensione della deroga temporanea alla direttiva sulla privacy, la Lega voterà a favore della reiezione, quindi del rigetto della proposta che è stata fatta dal Consiglio, quindi dagli Stati. Cosa succede? Questo è un regolamento che parte anche con un fine nobile, parte con il fine di utilizzare tra gli strumenti per monitorare e prevenire gli abusi sui minori quello del controllo delle chat, però è ovvio che si è andati troppo oltre. La strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni, però in questo caso noi non possiamo minimamente prendere in considerazione che le nostre chat vengano spiate, seppure per una finalità condivisibile, però andare a spiare le chat di 430 milioni di europei, quello no. Per cui chi ci ascolta può stare tranquillo che la Lega, come sempre in Europa, sta dalla parte del buon senso, ma soprattutto sta dalla parte della tutela e della difesa di chi ci ascolta. Speriamo bene davvero con questa Europa, ogni giorno ce n'è una. Un altro intervento che hai fatto, guardatissimo su Instagram, e in questo caso internet serve, seguite Paolo Borchi ad esempio su Instagram, hai chiesto se l'Europa ha la coscienza pulita dopo aver fatto fallire il settore dell'automobile. Paolo. Guarda, in questo caso io mi rendo conto che sarebbe molto più facile starsene zitti e buoni, sedersi a tavola con i poteri
i poteri forti, con i potenti europei, però la Lega non è fatta assolutamente così. In questo caso io ho avuto modo di intervenire in aula per parlare di automotive. Adesso automotive non è un settore che interessa soltanto ai nostri amici che sono appassionati di auto. Qui stiamo parlando di una filiera che anche in Italia, soprattutto nelle regioni del nord, è una filiera che è fortemente dipendente da altri mercati, da altri produttori. E cosa succede? Noi quando sentiamo che dopo anni in cui Bruxelles sta cercando di imporre l'elettrico a tutti i costi, poi attenzione, io non ho niente contro l'auto elettrica, ho tutto contro l'obbligo di utilizzarla. Cosa succede? Noi abbiamo Volkswagen che sta valutando un piano industriale che prevede il taglio di 100.000 posti di lavoro. Ma stiamo scherzando? Ma 100.000 famiglie che poi da un giorno all'altro devono inventarsi cosa fare. Quindi 100.000 posti di lavoro che sono in pericolo, 4 stabilimenti produttivi che si sta valutando se vale la pena tenerli aperti o meno. Allora spiegatevi in che direzione sta legiferando l'Unione Europea, perché poi scusate perché poi mi scaldo, a me sembra che ci prendono per il sedere, perché io vado in aula, guardo sul monitor e il dibattito recita automotive, preservare posti di lavoro di qualità. Ma scusate, ma chi stiamo prendendo in giro? Cioè, posti di lavoro di qualità, quando posti di lavoro probabilmente non ce ne saranno più, e ci parlano di qualità questi banditi. Poi se vogliono querelarmi che mi querelino, però noi non siamo qui per stare zitti e buoni, hanno sbagliato totalmente persone. E mi raccomando, anche voi ascoltatori, noi siamo il vostro altoparlante. Scrivete come state facendo anche in questo momento, mentre Paolo ci ha spiegato questa ennesima provocazione ai nostri nervi. Scrivete i vostri WhatsApp al 34067096659 e poi naturalmente Paolo Borchia te li giro molto volentieri, anche perché il bello di questa radio che fa proprio da collettore tra cittadini, ascoltatori e buona politica. Grazie, capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo, Paolo Borchia, buon lavoro. Grazie a voi capodelegazione, ma soprattutto è sempre militante della Lega, questo è quello che più conta. Grande. A presto Paolo. Qui Europarlamento. E qui la voce di Sammy Varina alle 9:15, augurarvi buongiorno, ma anche buonasera, buonanotte, dipende a che ora mi state guardando, su Facebook, su YouTube, sul sito radiolibertà.net è possibile riascoltare la trasmissione, scaricarla, riguardarla, tornare indietro, ma soprattutto condividerla a parenti o amici, perché questa è rassegna stampa. È potente e tratta gli argomenti che più interessano alla gente. Ho fatto la rima appositamente, giuro. Emigrato, condannato, subito aspetta, com'è che era? Emigrato, condannato, subito rimpatriato. È il claim che ho canticchiato prima e poi qualcuno naturalmente mi prende in giro, ma il bello di questa trasmissione è che si può anche ridere. Tutti seri, sono sul quotidiano La Stampa. Trump bombarda Hormuz, titolo principale, ma sulla Stampa e anche su altri quotidiani per fortuna c'è un po' di leggerezza, perché Lino Banfi compie 90 anni e non perde la battuta. Il dialogo sulla comicità con Deborah Villa, io da ragazzo a nonno. Bellissimo articolo oggi sulla Stampa, ma anche su altri quotidiani, dedicato al grandissimo Lino Banfi. All'interno della Stampa, naturalmente, gli argomenti del giorno che io ho svicolato perché alla fine le novità le conoscete. Trump attacca la NATO, poi la salva, intesa su articolo 5 e aiuti a Kiev. Il leader USA si scaglia contro gli alleati, ma firma la dichiarazione finale dicendo qui c'è amore, via libera ai Patriot per Zelensky, alleanza punta sul riarmo, Mosca torna una minaccia. Quindi sulla difesa comune la dichiarazione finale ha ribadito l'articolo 5, un attacco contro uno è un attacco contro tutti. Unità, solidarietà e forza comune restano la base della sicurezza dell'alleanza. Sulla Russia,
Per rispondere alla minaccia russa e al terrorismo si aumenta la spesa militare, si annunciano oltre 50 miliardi di dollari di nuovi acquisti, tra le novità anche un Combat Cloud, si punta a un'Europa più forte in una NATO più forte e a rafforzare capacità nucleari convenzionali, missilistiche, cyber, spaziali, intelligenza artificiale e sistemi senza pilota, ma poi la lista va avanti e non ve la leggo tutta. La novità che riguarda l'Italia è che compreremo armi, sì, ma le compreremo da industrie che le fabbricano qui da noi o al massimo in Europa, ad esempio in Francia. E questa è la cosa, certo, che ci differenzia dagli altri. Siamo differenti. Meloni, più no che sì. Donald, sulle basi militari non cambio idea. Altro articolo, siamo sul quotidiano La Stampa, ma vi ho portato qui solo perché sulla Stampa, a differenza di Repubblica, c'è un paginone che riguarda la stretta di Lega e Fratelli d'Italia sugli stranieri. Facci vedere la foto, faccela vedere. L'opposizione dice, attenzione alla frase, più razzisti di Vannacci. Altro claim. Dai, in coro, come voi lo dovete dire, lo dico io. Siete pronti? 1, 2, 3. Più razzisti di Vannacci, più razzisti di Vannacci. E poi ancora, emigrato condannato, subito rimpatriato, emigrato condannato, subito rimpatriato. Siamo tutti deficienti oggi. Oh, giuro, l'ha detto l'opposizione, più razzisti di Vannacci. Nella rincorsa al generale, insiste La Stampa, ma d'altronde sono gli ordini di scuderia e i giornalisti devono fare come gli dicono. Nella rincorsa al generale, il Carroccio vuole inasprire la legge sulla cittadinanza e i meloniani puntano sui rimpatri. Le proposte, il testo della Lega, l'intenzione è estendere le cause di revoca della cittadinanza, oggi solo per terrorismo e eversione, anche a reati contro il patrimonio e la persona, come l'omicidio, la violenza sessuale, lo spaccio di stupefacenti. Cioè non li vogliamo più qui, quelli che compiono questi reati. Ci abbiamo già i nostri. La proposta di Fratelli d'Italia, la norma suggerita da Fratelli d'Italia, faciliterebbe i rimpatri degli stranieri condannati in via definitiva a più di 1 anno di cella. Frenare l'iter oggi è la necessità che il detenuto acconsenta. Chiaramente noi ci basiamo anche su regole europee. Le novità arrivate dall'Europa, di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane. C'è anche un piano di Forza Italia. Voi pensavate fosse uscita dalla coalizione Forza Italia? C'è anche Forza Italia nel centrodestra. Sì, sto ridendo. La proposta di Forza Italia contro le baby gang e le comunità rom prevede di abbassare l'età di imputabilità da 14 a 13 anni, anche ai minori stranieri non accompagnati. Paginone oggi sul quotidiano La Stampa con Federico Capurso che la racconta bene, secondo naturalmente quelli della Stampa e secondo il PD. Chiaramente c'è Eleonora Camilli e il suo focus che titola Norme al limite della costituzionalità. Al limite. La bocciatura degli esperti: si creerebbe disparità di trattamento tra i cittadini. Sì, nel senso che se hai la cittadinanza italiana ma l'hai avuta e io te la tolgo, come? Non siamo tutti uguali. Norme non solo propagandistiche ma anche illegittime con profili al limite della costituzionalità, scrive oggi La Stampa. Gli esperti bocciano senza appello la nuova stretta della maggioranza sui migranti contenuta in 2 proposte di legge a firma Fratelli d'Italia e Lega. Sulla carta l'obiettivo dichiarato è quello di rimpatriare più velocemente gli stranieri condannati, ditemi se non lo volete, e di rendere più facile la revoca della cittadinanza per i figli degli immigrati. Nella prassi le nuove regole rischiano di aprire a nuovi contenziosi legali perché in contrasto con i principi della carta scritto maiuscolo. Se queste misure diventassero legge si creerebbe una situazione di evidente disparità di trattamento tra cittadini, sottolinea Gianfranco Schiavone, esperto di diritto dell'immigrazione e membro dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. I casi di revoca della cittadinanza italiana riguarderebbero infatti soltanto chi l'ha
acquisita per naturalizzazione o perché è nato in Italia da genitori stranieri. Non vale lo stesso per gli italiani per ius sanguinis. Avremmo di fatto cittadini veri e cittadini meno veri, spiega. Queste proposte di denazionalizzazione potrebbero dunque violare diversi articoli della Costituzione e te li elenca tutti quanti. Sappiatelo. Chiaramente aspetto il vostro pensiero su queste proposte che inseguono Vannacci. Sinceramente, se siete pidini, pensatela così, signori. Noi queste cose le diciamo da 20 anni e se fai una rivoluzione, la fai democratica e se stai al governo in una coalizione, purtroppo, questi sono i tempi. E questa cosa, general traditore, purtroppo la dovrà imparare anche lei. Ci vedremo sicuramente l'anno prossimo in qualche modo in Parlamento, in coalizione. La imparerà anche lei. Speriamo che impari anche un'altra parolina, bella bella. La conosce? Non se la ricorda più. Sta facendo le Paraolimpiadi? Autonomia, general traditore. E naturalmente scherzo, perché ripeto, general traditore sì, general traditore no. Io lo amo e lo amiamo in molti e lo abbiamo votato. Pagina 11 della Stampa. La gente di Lampedusa merita il Nobel, signori. Su vari giornali c'è questa cosa e vogliono dare il Nobel a Lampedusa. La politica sta smantellando i diritti, scrive Elena Anekzek, scrittrice. La mia famiglia ha subito la Shoah, qualunque disumanizzazione va scongiurata. Paginone, è una proposta della Stampa. Dare il premio Nobel, visto che Trump, per fortuna, dico io ormai non glielo diamo, lo diamo a Lampedusa. E attenzione, perché la Stampa no, ma altri quotidiani mettono anche in riga tutti i vari leader e anche cantanti e cantantucoli vari che lo darebbero il premio Nobel a Lampedusa. Cambio argomento, perché sulla Stampa c'è un altro argomento molto interessante. A pagina 19, la grande sete dell'AI, l'intelligenza artificiale. Che sta succedendo? I big digitali comprano le centrali idroelettriche. Aruba rileva 3 impianti nel torinese per alimentare i data center, ma in tutta Italia è caccia all'energia per sviluppare gli algoritmi. Sì, signori, i 3 impianti acquisiti da Aruba sono le centrali di Cafasse, Lanzo Torinese e Balangero, che producono circa 10 gigawatt di energia ogni ora, cioè quanto consumano ogni anno circa 4.000 famiglie. Già operative, valgono circa 1/6 della produzione elettrica del gruppo, cioè ogni volta che noi facciamo una domanda all'intelligenza artificiale consumiamo energia e l'energia non basta più, signori, ovvero basta, ma c'è qualcuno che se la sta comprando proprio per fare in modo che non basti mai. Ancora un'altra pagina sul quotidiano La Stampa, la pagina 20. A Spotorno i balneari insorgono perché il sindaco vuole fare più spiagge libere e non va mica bene. Spotorno, la battaglia delle spiagge libere, titola oggi il quotidiano La Stampa. I balneari insorgono, il sindaco non arretra. Polemiche per la scelta del comune di aumentare dal 3,5 al 40% la quota di arenile non in concessione ai privati. Ragazzi, tutti a Spotorno ci sono spiagge libere a go go. L'ultima segnalazione dalla Stampa ci porta indietro nel tempo, le pagine gialle. 100 anni di elenchi telefonici. Torino celebra la guida diventata prima vetrina sociale. A stampare il volume d'esordio fu una società, la Società Idroelettrica Piemontese. Le pagine gialle, così come la guida del telefono, ragazzi miei, è roba che ho qualche dubbio che ci sia ancora. Ho 3 minuti, la verità, la vera bomba su Ranucci. Volevano facesse il vice premier. Esclusivo, le confessioni dell'ex editore dell'Avanti. La Vitola, indagato per attentato dai PM per 2 ore. Alla Verità rivela: realizzavamo sondaggi sul peso del cronista nel campo largo, mi aiutava. Dopo gli arresti ho fermato tutto. Mr. Report critica la procura, signori. Cose calde oggi sul quotidiano La Verità.
Giro la pagina e all'interno, come dicevamo prima con Borchia, l'Unione Europea è una tassa, nel mirino voli e zucchero. Von der Leyen a caccia di 66 miliardi che strano numero, per finanziare il bilancio 28-34. Tra le possibili fonti di prelievo, IVA, oltre agli alimenti ultraprocessati, i biglietti aerei che diventerebbero più costosi e oggi il voto finale per dare a Big Tech l'ok per spiare le nostre chat, per vedere se siamo maniaci sessuali oppure no. Insegnava il Corano dando schiaffi e calci ai minorenni, arrestato bengalese, la pagina 10 del quotidiano La Verità. A Iesi, una vera scuola del terrore, tra botte e umiliazioni, eppure il PD l'aveva presentata alla Casa del Popolo. Altro articolo potente sul quotidiano La Verità: pioggia di multe per la festa islamica, non aveva l'ok, ma nessuno lo sapeva. Irregolarità scoperte dopo l'evento. Fratelli d'Italia, perché consegnare le carte a cose fatte, signori? Festa del sacrificio. L'hanno fatta a Roma, ma l'hanno fatta anche a Cassano Magnago, in provincia di Varese, dove abito io, in uno spazio che il comune ha concesso. Hanno pagato tranquillamente agli islamici. Ma cosa ci hanno fatto là dentro è ancora mistero. Stasera l'incubo Francia-Marocco, anche le città italiane si blindano. Roma e Milano si preparano a una possibile notte di follia da parte dei Maranza. Se avete figli giovani che escono questa sera, è meglio che li accompagnate dove vogliono andare. Sul triste copione delle capitali nord europee, i Maranza potrebbero combinare disastri, ma persino i piccoli centri ormai sono costretti a fare ordinanze ad hoc. Paginone sul quotidiano La Verità, che fa a metà con la stretta sui rimpatri e cittadinanza. Proposte di legge di Fratelli d'Italia e Lega per rimandare a casa gli extracomunitari condannati e facilitare la revoca del loro diritto di risiedere qui. L'opposizione sale sulle barricate. Eccolo qua, il partito di Lampedusa che vuole demolire l'Italia. Dacia Maraini, Stefania Auci, Zucchero, il quotidiano La Stampa riesumano l'idea di candidare l'isola di Lampedusa al Nobel per la pace. Il sistema dell'accoglienza, teleguidato dal medico Piero Bartolo, mira a invertire la narrazione e rendere l'intero paese un unico hub. Ecco le foto di chi vuole dare il Nobel a Lampedusa. Chiaramente c'è il grande Claudio Baglioni, dove abbiamo puntato tanti anni fa. Mi pare che lo avessimo anche bandito, le sue canzoni erano state bandite da Radio Padania, perché ne aveva dette qualcosina alla Lega, ma soprattutto il famoso concerto Osha su Lampedusa, dove possedeva una villa. Me ne vado, non prima di avervi ricordato anche la pagina 13 della Verità. Attenti a parlare di cannabis legale, crea danni perenni ai cervelli giovani. Parla l'esperto, è fuorviante definire leggeri gli spinelli. Intervistato oggi sulla Verità Rosario Sorrentino, che dice: io sono sempre stato del PD, ma sulla lotta alle droghe la destra è avanti. E allora avanti con l'informazione, tra poco l'editoriale del nostro direttore Sallusti, poi Giulio Cainarca, e alle 11 torna in versione short Sammy Varin con i vostri messaggi, gli appuntamenti da non scordare targati Lega, ma soprattutto l'ospite Pia Tuccitto. Avete ascoltato la rassegna stampa.